Terza corsa, premio Irmalia, è una condizionata per discreti 3 anni. Vincitori di 11.000 euro in carriera a distanza del doppio chilometro, partenza coi nastri, tutti alla pari, sono in 7 al via. Andiamo a leggere lo schieramento: 1 Carissima OP, Marco Stefani; 2 Centauro Pel, Maurizio Visco; 3 Colibri Jet, Alessandro Gocciadoro; 4 Chantal FB, Enrico Bellei; 6 Ivi Fligny, Roberto Becchione. In seconda fila 6 Caterine DL, Manuel Pistone; 7 CD Francis, Marcello Di Nicola. Cavalli che si stanno radunando all'ingresso dello stradino e quindi lasciamo la linea allo starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale. Veloce Colibri Jet che prende il comando. All'esterno Ivi Fligny con Roberto Numero Vecchione. 1, Carinissima OP, squalificato. L'errore sia di Carissimo P che di Ivi Fligny, che era all'esterno, quindi rimane secondo Chantal Numero FB 5, Ivi Fligny, davanti squalificato. a Centauro Pel, poi più distante Caterine DL. Passa in vantaggio netto Colibri Jet con Alessandro Gocciadoro. A una decina di metri Chantal FB a precedere Centauro Pel, poi Caterine DL e CD Francis. Siamo sulla seconda curva con in vantaggio sempre il figlio di Ridi Express, Colibri Jet, tutti in fila indiana un po' sgranata, 600 metri in 47, con Colibri Jet che continua a condurre davanti a Chantal FB, poi Centauro Pel, Caterine DL e CD Francis. Il giro viene percorso in 1, 2 e 6, sempre in vantaggio Colibri Jet, posizioni ormai assestate. Ora sono è più compatto il quintetto al via. Vediamo arrivare il primo chilometro passato da Colibri in 1:18,2, secondo passaggio davanti alle tribune, posizioni ormai cristallizzate, tutti dietro al favorito Colibri Jet che percorre la frazione qui davanti alle tribune in 15, sempre Chantal FB con Enrico Bellei secondo davanti a Centauro Pel, poi Caterine DL e CD Francis. Nessuno fa la prima mossa, ancora ultima curva passata in 14,6 con Colibri Jet che aumenta l'andatura, è un po' in difficoltà a tenere il ritmo Chantal FB, anche gli altri stentano un po' a tenere il ritmo del battistrada, ancora posizione delineate, viene sollecitato Centauro Pel in terza posizione, ma Colibri Jet ha preso il largo, cerca di rifarsi sotto Chantal FB che si è ripresa, poi Centauro Pel, Caterine DL, ma Colibri Jet è sempre in vantaggio, posizione ormai delineate, ultima curva con il figlio di Ridi Express che allunga ancora, Colibri Jet in netto vantaggio su Chantal FB e Colibri Jet viene a vincere nettamente su Chantal FB, poi al terzo Centauro Pel si difende da Caterine DL e CD Francis. 2:32,4 sul mio cronometro per Colibri Jet, 2000 metri partenza coi nastri. Bella vittoria, sempre più convincente questo Colibri Jet, questo figlio di Lidri Express e Sarsegna Jet. Alessandro Gocciadoro, la guida del training per la scuderia Pink e Black, viene a vincere molto bene alla Terza di Bologna.